È stata un'altra notte magica per la nazionale, più sofferta e per questo ancora più bella contro l'Austria. Il CT Mancini ha trovato in panchina altri protagonisti come Matteo Pessina e Federico Chiesa. L'inviata Donatella Scarnati e poi Claudio Valeri. L'inno di Mameli sul pullman da Wembley all'aeroporto. Gli azzurri non vedono l'ora di cantarlo di nuovo tutti insieme. La nazionale è arrivata alle 6 del mattino, dai 15 gradi di Londra ai 35 di Firenze, felice per aver superato lo scoglio degli ottavi. La prima partita da dentro o fuori. Queste partite aiutano ad affrontare al meglio le prossime. La stanchezza, soprattutto la tensione di Mancini. Io avevo detto prima la partita sarebbe stata forse più dura dei quarti, perché è una squadra difficile. È andata bene, ma che fatica e che batticuore per il gol dell'Austria in fuorigioco. Mi sarebbe dispiaciuto perché era una partita che nel primo tempo avremmo dovuto sbloccare, l'abbiamo dominata. Saper soffrire è una delle grandi qualità di questi ragazzi. In chiave di questa partita penso sia stato lottare fino alla fine. La chiave della partita è stata la pazienza e non abbiamo mollato un centimetro, abbiamo difeso tutti insieme. Nel pomeriggio palestra, impossibile lavorare all'aperto, troppo caldo. L'Italia si spaventa, scrive. L'esultanza di Federico Chiesa è una liberazione. Sono le mani che disegnano un cuore nell'aria, con una dedica ai tifosi. Quando era bambino, suo padre Enrico è stato un grande attaccante, uno che gli può raccontare i quasi 140 gol in campionato e i 7 in nazionale, come questo che mette in luce una somiglianza col figlio da fare impressione. A Firenze Federico ha studiato in una scuola internazionale ed ora si vedono i risultati davanti ai microfoni. Already an amazing feeling to play for my country in this tournament. Con la Fiorentina ha segnato i suoi primi gol, lui sembra mangiarselo il campo, anche adesso che è diventato un beniamino dei tifosi della Juventus, risultando il migliore bianconero della stagione. Agli europei non ha iniziato come titolare, c'è voluta la partita complicatissima con l'Austria per fargli riprendere il suo ruolo, quello di essere in scena per cambiare le sorti dell'incontro e poi scatenarsi, come sa. È una storia di amicizia in campo e fuori, quella che lega Vialli e Mancini, gemelli del gol.